In fondo io ho preso il Friuli per una specie di piacevole e nello stesso tempo tragico esilio, in mezzo ai gelsi, alle vigne e ai prati verdi del Friuli. Con la sera si pierd tali fontanis, il me país ale colors marit e io soy lontan. Ci troviamo a Versuta, a pochissimi chilometri da Casalsa, il luogo dove la famiglia di Pierpaolo Pasolini vive da sempre e in particolare dal 1942, quando si trasferiscono da Bologna. C'è il rischio dei bombardamenti, per cui Pierpaolo con la mamma Susanna si trasferiscono in questo borgo. In questo borgo c'è questa bellissima chiesetta trecentesca che Pasolini frequenta assieme ai ragazzi del borgo, una sorta di scuola all'aperto. Con la madre avviano una piccola scuola con ragazzi di diversa età che poi diventerà l'Accademiuta di Lenga Friulana, un'esperienza pedagogica straordinaria. In questa chiesa Pasolini con i suoi ragazzi si dà da fare per scoprire degli affreschi che allora non erano visibili, usando la cipolla, facendo strofinare i muri della chiesa con la cipolla. Gli studi di Pasolini con Roberto Longhi a Bologna evidentemente hanno influenzato in questa necessità di riportare alla luce questi lacerti. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare. Pasolini rimane a Versuta fino a poco dopo la guerra. Il fratello Guido muore nel febbraio del 45 a Porzus, nella tragica vicenda dell'assassinio della brigata comunista nei confronti della brigata della Osoppo. Il padre, che era un ufficiale dell'esercito, è in Africa, viene fatto prigioniero quasi subito e resterà in un campo di concentramento in Kenya fino alla fine della guerra. Per Pasolini un momento di grande impegno, sia intellettuale che politico. Escono i suoi primi libretti di poesia, a partire dalla poesia a Casalsa, e poi gli Stroligut, questa rivistina che mette insieme con i ragazzi dell'Accademiuta di Lenga Friulana. Il mio sguardo originario è uno sguardo sacrale sulle cose, vedo il mondo come in fondo lo vedono quasi tutti coloro che hanno la vocazione poetica, cioè come un fatto miracoloso e quasi sacro. Io credo che la sua assenza la sentiamo tutti, la avvertiamo tutti, perché sicuramente sarebbe in grado di dirci delle cose che oggi noi non siamo più in grado di cogliere né di vedere. Ecco, il Centro Studi Pasolini ha questo scopo, di far
leggere i suoi libri, di far conoscere il suo pensiero, la sua opera, insomma, di tenerlo in vita il più possibile. Io soy muerta al chant dagli champanis, foresta al metols, voilà, voilà per il blanc no c'ha paura. Io soy spirit d'amor che alva, che al suo país al torna di lontan, al torna, al torna, al torna di lontan. La morte di Pasolini mi ha sconvolto molto, ecco. Perché io mi sentivo molto vicino a lui, non ero sempre d'accordo con lui, però Pasolini aveva un coraggio, una capacità di provocazione straordinaria. No, io con Pasolini ero molto d'accordo, anche quando aveva torto, ecco. Dopo la sua morte mi sono sentito un po' più solo, un po' più disarmato, diciamo. Pai pras tu dal sisconi